Beh, insomma, potremmo sembrare tre banditi, sì. Ecco, decisamente. Adesso magari io mi tolgo come al solito la mascherina, anche perché sono, come dire, un po' il cliente, no? che viene a vedere appunto cosa succede in questi ristoranti che innanzitutto insomma, hanno chiaramente molta voglia di lavorare, di accontentare i clienti anche nelle peggiori situazioni. Certo. Ecco, quindi ne ho visitati, devo dire, dal lunedì al venerdì praticamente, però non pensavo ci fosse anche un'offerta il sabato, che è saltata fuori improvvisamente. Purtroppo siamo qui nel momento in cui ci ha lasciato Raul Casadei. Io con Raul ero proprio qui qualche anno fa al suo compleanno a Ferragosto, a Cervia. Ferragosto è praticamente lo sbarco degli autori. Chiaramente col fatto del Covid, l'edizione passata è saltata, come saltò tra l'altro anche lo sbarco degli autori insieme qualche anno fa proprio a Raul Casadei. Praticamente c'era il mare mosso, non si poteva uscire con queste mariegole, quindi con Raul abbiamo fatto questa passeggiata. Avevamo anche, al seguito avevamo anche il fotografo che ci ha anche ripreso, immortalato, e purtroppo dispiace dirlo, proprio in questa occasione mi ritrovo più o meno nello stesso luogo dove appunto ci eravamo ritrovati assieme dopo tante belle cose, lo devo dire, belle feste. Era ospite Raul Casadei, reduce magari del Sanremo, sì, della terra dei cachi, e quindi un bel ricordo. Tra l'altro il caso vuole che io sono qui con una pietra miliare della ristorazione romagnola, visto che stavamo parlando, no, ma anche romagnola, sì, romagnola, perché chiaramente certo. Nori, se vi dico il cognome di questo signore Enea Nori, molto probabilmente qualcuno può immaginare piuttosto che Camia, che è il nome di questo locale, che è stato ribattezzato recentemente, anzi un anno dal Covid, proprio sì, in queste ore, e quindi da Canori a Camia. Camia, ecco, Camia, sì, perché Camia poi sarebbe un altro di un ristorante stellato che, come dire, poi ha ripiegato, diciamo, su questa cucina un po' più tradizionale, sì, se vogliamo, piuttosto che questo fine dining piace tanto ai russi, sì, alle signore russe. Abbiamo qui la signora Inna, che è diventata Nori. Ancora no, però ci stiamo lavorando. State lavorando. Sì. Inna. Ecco, Inna della rete internet, del wifi. Sì. Ecco, adesso sono arrivato. Sì. E quindi Inna c'è anche un cognome, sì, la signorina. La signorina, esatto, Pulic, con la K finale. Pulic. Sì. Perfetto. Beh, io conosco il ballerino Pulinin di nome, sì, di fama, so che è il Roberto Bolle praticamente dell'Unione Sovietica. Sì. Bene, quindi siamo qui appunto a vedere anche questa cosa molto interessante dei lavoratori che quindi possono venire qui a pranzo con la partita, certo, IVA. Quindi quali sono le caratteristiche, così per spiegare un po' meglio nella vostra versione, per poter accedere, perché qui siamo praticamente sulla Darsena, qui siamo, sì, sul Porto Canale, lato Milano Marittima, Cervia. Sì. Ecco, ho voluto mettere Cervia per chiaramente anche ricordare i grandi successi appunto di Canori, che gestiva la Casa delle Aie, poi dopo il Moro, Camoro, insomma si gioca sempre un po', esatto, con questa cosa della casa, e quindi sì. Niente, se viene qui, un operaio si presenta qui con la sua partita IVA e noi dovremmo fare un tipo di un contratto con lui e viene a mangiare qui. Ce l'avete qua? Sì, abbiamo tutti, ecco, quindi sì, viene l'azienda sì, per cui lavora, lavora e lascia qui i suoi dati con le sue partite IVA e tutto quanto, e poi lascia il nome degli operai che vengono qui a mangiare. Questo è fassibile. Sì, perché adesso qua ci sono solo queste riservato ai soci Ape con 2 P. Sì. Ok. Questo lo posso prendere? Certo. Si può prendere? Ecco, perché poi si va. Sì, esatto. Qui abbiamo messo tutti quanti le descrizioni con il nome dell'operaio. Io eventualmente ho portato anche il timbro. Il timbro per timbrare. Certo. Facciamo vedere. Prima. Stare lì a scrivere tutto. Esatto. Col timbro. Questo è il timbro di R96, no, per far vedere che siamo in regola, non siamo appunto fuori legge. Bene, quindi chiaramente sul Porto Canale, come dire,
come al Festival di Sanremo, chiaramente i ristoranti in versione mensa aprivano magari a mezzanotte, l'una quando finiva il festival, esatto. e tutti chiaramente poi dovevano giustamente, chiaramente sono lavoratori anche quelli dello spettacolo, non dimentichiamo, e quindi insomma non c'è solo il Monday to Friday, come dicono gli inglesi, e quindi non c'è solo mangiare in un'ora da mezzogiorno all'una, può esserci anche quello che per lavoro magari ha degli ospiti e magari ha bisogno anche di qualche ora in più, insomma, certo. per poter contrattare meglio. Quindi le tipologie di lavoratori sono tante, e quindi poi questi ristoranti come voi chiaramente fanno l'asporto, Certo. fanno il delivery, quindi comunque sono qua in cucina, e quindi possono essere anche a disposizione questi lavoratori, e quindi quali sono le caratteristiche del vostro menù che cambia tutti i giorni? Sì, noi facciamo menù diversi tutti i giorni, delle volte diamo del pesce, delle volte diamo delle cucine un po' veganine, con le cose di verdura, ecco, così. Chiaramente lavorano anche i vegani, non è Sì, che non fanno niente, cioè magari esatto. non mangiano, sembra Sì. che non mangiano, però mangiano. Esatto, sono anche loro. Ecco. Poi abbiamo il nostro ragù romagnolo, e poi facciamo i nostri contorni alla griglia, abbiamo la carne ai ferri. Quindi qui c'è, diciamo, un 50-50 fra carne e pesce, diciamo. Esatto. Ecco, Sì. quindi anche perché Se sono in due, uno mangia carne, l'altro mangia pesce. Esatto. Quindi tutta la tradizione della Casa delle Aie, di Canori, eccetera, eccetera, è stata portata qui con l'aggiunta, giustamente, del visto pesce, che siamo sul canale. Ecco, siamo qui che stanno sistemando le barche, chiaramente, per l'estate che sta arrivando, che poi l'estate è il vaccino più sicuro, quello è infallibile. Ecco, questi vaccini che stanno provando, non so in Russia come vadano le cose, però ecco, come dire, poi escono che sono già scaduti, in un certo senso. Invece l'estate ci auguriamo, visto che voi avete già fatto l'estate. Sì, esatto. L'estate è andata bene per noi, dai. Siete aperti pranzo e cena? Siamo aperti pranzo e cena, sì. Bene, questo è quindi il Camia, che esatto. Tra l'altro, se si fa una ricerca in internet, visto che non avete il sito, il sito no, avete il profilo Facebook, e quindi c'è un sito che si chiama Camia, che è praticamente questo chef in Piemonte, anche abbastanza noto, della zona di Barolo. Lui si chiama Camia, molto probabilmente ancora non ha collegato al fatto che potrebbe anche lui ribattezzarlo Camia, perché è simpatico, quindi è più familiare, insomma, è come essere a casa, in un certo senso. Questo penso sia lo spirito. Questo è lo spirito che si deve trovare il nostro cliente che ci viene a trovare. Bene. Quindi specialità ne abbiamo. Sì, noi piatto che resiste. Che resiste sempre, il nostro cappelletto romagnolo. Poi andiamo tutto quanto sul pesce. Ecco, il cappelletto romagnolo è un cappelletto come si fa qui a Cervia? Si fa con il magro. Col magro. Sì, col magro. Sì. Non è come i tortellini a Modena o Bologna. Loro ci mettono la mortadella. Quindi anche a Cervia sono fatti diversamente. Poi chiaramente si mette il ragù di carne. Sì, esatto. Questo è il piatto simile. Invece se andiamo sul pesce, cos'è che in questo anno che avete molto è andato lo spaghettino allo scoglio e le nostre grigliate di pesce e le nostre cozze di Cervia, che diciamo è il nostro clou, diciamo, di tutto il paese, perché abbiamo la propria coltivazione qui davanti al nostro porto, dove tutti i giorni arrivano le barche con le cozze fresche. Ecco, quindi il periodo tutto l'anno. Abbiamo qualche mese, novembre-dicembre, che aspettiamo la raccolta nuova dell'anno nuovo, perché dopo esportiamo anche molto all'estero la nostra costa, e arriva un certo punto che finisce e dobbiamo aspettare la produzione nuova a novembre-dicembre, sono i 2 mesi che non abbiamo le nostre coste, però da metà gennaio verso la fine, dalla metà alla fine, iniziano già la nostra produzione di costa cervese. Ecco, quindi c'è una formula, diciamo, un lavoro, visto che poi in realtà voi usate anche la carta, avete una vostra carta menù, che sempre, chiaramente, anche perché magari può capitare un pranzo anche particolare dove magari bisogna tirare fuori anche qualche ostrica, non so se ce l'avete. Sì, certo. Noi su prenotazione del cliente facciamo tutto. Esatto. Se vuole del crudité facciamo il crudité, se vuole tutto possibile. Quindi i lavoratori hanno, come dire, un
prezzo? Sì, un quello... prezzo basso perché sennò non possiamo competere con altro, farle venire perché sai il lavoratore cerca di risparmiare tutti i giorni, però esatto, è chiaro che bisogna non può fare un prezzo adeguato agli operatori. Quindi c'è un prezzo. Noi facciamo 13 euro pasto completo. Pasto completo con che il significa? Caffè. Un primo, un secondo, contorno, l'acqua, caffè e vino, un quartino di vino. Un quartino di vino, sì. Che è un po' questo classico che abbiamo trovato, non so se è imposto da questi regolamenti, da queste cose, da questi accordi a tempo. Sì, di solito si dice così. Il quartino di vino c'è. Voi per esempio avete un vino della casa, quindi. Sì, noi abbiamo il nostro Sangiovese di Romagna, che è di un'azienda dalla cantina Neri, qui sopra Cesena. Neri Nori, tutto uguale, nel tema si schiava a fare tutto. Quindi invece è sul bianco? Sul bianco abbiamo sempre dalla cantina Neri il suo frizzantino, che è un Savignon, e poi abbiamo sempre la cantina Neri che ci dà un Trebbiano fermo. C'è anche il bianco, Sì, noi abbiamo anche il bianco fermo. Sì. Perfetto, quindi 3 proposte che possono essere a disposizione. Quindi alla spina non so come possa essere, sono bottiglie. Sì, abbiamo la spina, ce l'abbiamo nelle caraffe. Quindi questo è il servizio che comprende anche il caffè. Però. Sì, esatto. Caffè, un quarto di vino, poi abbiamo l'acqua, primo e secondo, il contorno a 13 euro. Ecco qua, questa è la formula, effettivamente il prezzo diciamo è questo, uno magari può far di meno, nel senso che magari fa solo un piatto, se vuole, chiaramente, però ci sono delle disposizioni, delle regole e quindi questa è una bella opportunità che da voi funziona anche il sabato, avete deciso anche di stare per il sabato perché non si sa mai se c'è qualcuno che ha gli impegni che lavora anche al sabato, siamo qui alla sua disposizione. Ci sono quelli che lavorano anche la domenica. Sicuramente qualcuno deve lavorare poi in questo periodo con questa forma della messa la domenica non può stare aperta. Ecco, quello è vietato. Invece il sabato può rientrare. Il sabato si può rientrare nel futuro che ci può essere qualcuno che lavora. Tra l'altro è saltato fuori, parlando con i miei suoceri, è saltato fuori che una volta quando mia suocera lavorava a Mangelli di Forlì, praticamente nelle 8 ore era incluso anche il pasto. E invece mia moglie, che è la figlia di questa signora, praticamente ora il comune di Forlì ha praticamente la pausa pranzo, ma non è retribuita. Quindi le cose sono cambiate in peggio. Ecco, una volta era tutto incluso e mia suocera, tra l'altro, come dire, dice no, assolutamente, faceva parte del lavoro, cosa che oggigiorno evidentemente non è più possibile. No. Bene, quindi questa formula va avanti perché mi sembra che le prospettive in questo momento siano quelle ancora fino a Pasqua. Sicuro. Quindi non so se ci sarà una Pasqua anche per i lavoratori. Quindi sarà una forma con la partita IVA. Quindi comunque tutti lavoriamo bene o male, dipendiamo sempre da qualcheduno e quindi insomma ci saranno delle iniziative a proposito, non so se avete già pensato. Non so se possiamo stare aperti, adesso ci dobbiamo informare perché non credo che ci sia. È vero che sarà. Comunque voi in zona rossa già ci siete da un po' di tempo. Quindi lo possiamo stare aperti, però non penso che sia il giorno di Pasqua che la Pasquetta che possiamo stare aperti perché sono festivi. Sono giorni festivi. Devono rientrare un po' in questi giorni. Giorni che gli operai non ci sono. Esatto, però c'è sempre lo sconto. E quindi quindi riuscite anche a fare delle consegne? Qualcosina sì, non tanto però perché siamo qui nel Cervese lo facciamo. È capitato anche di collaborare con alberghi, ad esempio? Sì, quest'estate abbiamo avuto un albergo che prima che lui aprisse completamente ci aveva chiesto se potevamo andarci i suoi clienti qui a mangiare perché lui non quindi bassa stagione, praticamente i primi di giugno fino alla fine di giugno lo abbiamo fatto a maggio perché bassa stagione. Esatto, bassa stagione. Con i pochi clienti che aveva non le conveniva prendere la cucina, prendere un chef e ha fatto una sorta di contrattino con noi così per trattare bene i suoi clienti. C'era un menù per gli alloggiati. Non lasciavamo la carta libera di scegliere quelle che volevamo. Quindi potevamo prendere anche lì un primo, secondo. Applicando lo sconto di 10% logicamente. Certo. Ecco, questa era la formula. Facciamo questa formula. Noi lasciavamo il menù aperto, poi sceglievano loro, poi facciamo uno sconto perché venivano dal nostro amico.
Bene, noi da casa mia vi salutiamo con lo chef Enea Nori, e poi abbiamo anche che si occupa della sala, e quindi si occupa del vino. È chiaro che è andato su una ribolla, dico bene? Sì, la ribolla gialla. È già mitteleuropea, la ribolla, ecco, quindi chiaramente le influenze ci sono. E sono anche buoni vini, ecco, detto, è quasi un'influenza balcanica che arriva dall'altra parte dell'Adriatico, visto che siamo a Cervia, lato Milano Marittima, e quindi andiamo avanti con questi pranzi appunto dei ristoranti. Andremo a vedere anche in Trentino, cercheremo anche di capire altri, magari da altre parti, che so, a Cesena, che ancora non abbiamo trovato nessuno. Ecco, c'è un passaparola, vi conoscete? No, queste ecco. cose qui no, perché è una cosa che è venuta fuori che è poco. Ecco, quindi ancora non si sa ancora quanti se ne hanno aperti. So che c'è qualcuno in giro, però non so dirti chi possono essere. Che è una formula venuta fuori da poco tempo. Che quindi è stata apprezzata, perché vedo che, esatto. che parecchi chiaramente in qualche modo hanno anche voglia, secondo me, anche di lavorare, insomma, di stare a contatto col pubblico, ti viene un po' a mancare, no? Certamente. Quindi, è un po' come il pubblico del teatro, no? Esatto. Gli attori, quindi è la stessa cosa. Bene, quindi speriamo che in questo periodo insomma termini, e intanto comunque vediamo di passarcela così. Esatto. Arrivederci. Guarda.